Mi ha chiamato i bambini, io ero lì in garage, poi mi hanno chiamato loro. Ha parlato fino a notte fonda con i carabinieri per raccontare che cosa è accaduto. È stato quest'uomo che vive nel primo piano dello stesso casolare a trovare Arkia Annaoui, la 32enne marocchina scoperta agonizzante nel pomeriggio di ieri dai figli di 8 e 11 anni appena rientrati da scuola. È stato lui a soccorrere i ragazzi, chiamare il 118. La donna era a terra in cucina. Per 24 ore ha lottato tra la vita e la morte. È stata dichiarata deceduta oggi pomeriggio da una commissione medica. Nessuna traccia di sangue, racconta il testimone, poi la scoperta. Non c'era niente vicino al corpo c'era niente al momento. Io penso che ha battuto la testa perché adesso non sapevo altro dopo, dai. E non c'era sangue? No, dopo l'ho girata, quando l'ho girata aveva il sangue. Ha sangue dietro la testa, quindi? Sì, qua. Soltanto in un secondo momento, grazie alla TAC, si scoprirà la presenza di un proiettile conficcato nella testa della donna. Una villetta presidiata da questa mattina, quella di Via Fine, dai carabinieri di Adria, dopo che ieri in serata la scientifica aveva ultimato il sopralluogo per i rilievi. Alle 16 di questo pomeriggio il ritrovamento di un fucile che viene subito messo sotto sequestro. Potrebbe essere l'arma dal quale è partito il colpo che ha ucciso la 32enne. Le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore Maria Giulia Rizzo. Il casolare è immerso nella campagna polesana, a pochi passi dall'argine. Il marito della donna non era in casa, è stato subito rintracciato. In quel momento c'era solo l'anziano proprietario. Signori, lasciatemi passare perché sono un po' sfarzonato perché sono stato su fino alle 3 stamattina. Quei signori là che mi hanno massacrato.